Buonasera a tutti ed ecco qui vi presento lo chef Carmelo Bastiano. Si introdurrà lui stesso. Salve a tutti, sono Carmelo Bastiano e ho una catena di ristoranti che si chiama Berichi Manci, creata col sudore della fronte e anche con tanta voglia di volontà e forza di volontà. Io sono una persona metodica e che tengo a tutto. Questo è il primo che ho creato. Durante la sua carriera qual è stato il culmine? Cioè cos'è che l'ha fatto diventare uno dei chef più apprezzati nel mondo? E anche che lo distingue dagli altri? Cos'è stata la particolarità, diciamo, di sta cosa? È stato lei o è il merito? Il mio vanto sono i premi che ho vinto, le medaglie, facendo le uova sode. Io sono un grande conoscitore di uova, di galline, ho un allevamento di galline intensivo. Le voglio bene, infatti le chiamo per nome, le accarezzo. E ho ricevuto diverse medaglie per questo lavoro. E questo rapporto con le galline, da dove viene? E la sua cucina e le sue ricette sono ricette particolari che ha trasmesso? Io ammiro i sacrifici che fanno le galline per ogni uovo che mi regalano. Ecco perché ho creato questa catena di ristoranti. Grazie a loro, ai loro sforzi per fare un uovo, cioè la sofferenza non si può capire. Meschine, i gallini che li canno a fare. Cioè, per farlo si sforza, come quando noi andiamo in bagno. Cioè, il mio primo ristorante è come il mio orgoglio. All'inaugurazione ho fatto 450 uova sode. Certo, è un rapporto molto particolare lei che ha con le galline. Ed sono a conoscenza pure di un rapporto abbastanza particolare con una delle sue galline che si chiama Rosaria, mi sembra che si chiamasse. Mi può raccontare un po' questo rapporto? Io sono orgoglioso delle mie galline, poi c'è una in particolare, si chiama Rosaria, e lei ha un carattere particolare perché è affettuosa ma è anche antipatica. Certe volte fa finta che fa l'uomo e mi caga in mano, perché Ida fa così, cioè mi piglia per fissa. Infatti molto spesso litighiamo. Io con lei ho un rapporto derivato dal fatto che lei mi guarda, io mi avvicino, non capisco, mi viene i piangere, poi ci riunisce un cazzotto e lei mi becca. Diciamo che ho una dialettica molto forte, perché io mi nervosisco, mi fa sbobrire i miei... Cioè io lo so, cioè io infatti la metto accanto a me mentre cucino, a tavino e io diventa le ambia. Ma E come fa lei a tenere questo rapporto particolare con queste galline? Se è una cosa un po' al di fuori, è un po' un carattere fra tutte le galline. un giorno ne potte più. E pigliavo, ci scippavo un cuore e mi ha mangiato.